Eccomi qua, ben trovati. La par condicio appunto è finita, per cui come ogni giovedì ritorna all'isola. Uno degli argomenti più discussi dal mondo politico è il referendum confermativo che si terrà in ottobre sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi-Verdini, di cui è stato detto di tutto e di più. Ad esempio, la Presidente della Giunta regionale, nonché vice segretaria del Partito Democratico Deborah Serracchiani, ha invitato a votare sì ad ottobre, perché la riforma serve a rendere la Costituzione più semplice, più sobria e più giusta. Ma pochi sono entrati nel merito, per cui mi pare giusto e corretto leggervi tra gli oltre 40 articoli riformati della Costituzione il nuovo articolo 70, che dovrebbe sostituire quello attuale e vedere se quello che viene affermato è la verità dei fatti. Ecco qua dunque l'articolo 70. Questo è il testo attualmente in vigore. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo invece è il nuovo testo sottoposto a referendum. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolari, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera P di Palermo, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei Deputati. Mi state ancora seguendo? No. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che entro 10 giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponda di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei Deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. Per i disegni di legge che dispongono delle materie di cui gli articoli 114 terzo comma, 117 comma seconda lettera U di Udine, quarto, quinto e nono, articolo 118 comma quarto, di 119 terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, articolo 120, secondo comma e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui è l'articolo 81, sesto comma. Siete ancora vivi? Siete sopravvissuti? Ma l'articolo continua ancora per diverse righe con questa incredibile prosa. Personalmente, dopo averlo letto, non ci ho capito molto, ma forse è colpa mia, perché sono una mente semplice probabilmente. Io penso che invece molto probabilmente questi pseudo costituenti scrivevano questo articolo sotto l'effetto di qualche fumo, di qualche cosa di particolare, di strano. Si diceva un tempo: le costituzioni devono essere scritte per i demoni, non per gli angeli. Le regole devono essere scritte dai sobri per gli ubriachi e non viceversa. E la Costituzione deve essere, come afferma la Serracchiani, più semplice, più sobria e più giusta, per essere compresa non solo dagli addetti ai lavori, ma dai semplici cittadini, e deve contenere i pesi e contrappesi nelle spiacevoli eventualità che le istituzioni cadano in mano poco democratiche. E sicuramente questo articolo che vi ho appena letto non possiede queste caratteristiche. E poi quando Renzi, Boschi e compagnia, cantando, vi raccontano la favola che questa riforma farà risparmiare molti soldi allo Stato perché i componenti del nuovo Senato saranno 100 rispetto agli attuali 315 e non riceveranno indennità, vi stanno mentendo spudoratamente. Il risparmio che si verrebbe a ottenere col nuovo Senato è stato valutato dalla Ragioneria dello Stato in meno di 50 milioni. Briciole. Se la loro intenzione fosse stata davvero quella bastava dimezzare gli attuali 945 parlamentari, perché i consiglieri regionali, i sindaci che occuperebbero gli scranni senatoriali, oltre ad avere l'immunità come deputati, riceverebbero ovviamente lauti rimborsi spese. E se volevano davvero velocizzare l'iter legislativo, dovevano eliminare definitivamente il Senato. Mi pare ovvio.
Mentre questo articolo, a parere di molti costituzionalisti di fama, si presta a 1000 contestazioni sulle competenze tra Camera e nuovo Senato. Per cui, altro che velocitare il processo legislativo, se ad ottobre vincessero i sì e questa riforma costituzionale andasse in porto, avremmo pochi risparmi e molto probabilmente una paralisi parlamentare alla faccia delle chiacchiere del bullo fiorentino e delle serracchiani di turno. Ci vediamo giovedì prossimo. Se ad ottobre vincessero i sì e questa riforma costituzionale andasse in porto, avremmo pochi risparmi e molto probabilmente una paralisi parlamentare alla faccia delle chiacchiere del bullo fiorentino e delle serracchiani di turno. Ci vediamo giovedì prossimo.